una mediazione. Entro pochi giorni si saprà se la Quercia e i Verdi entreranno al governo di Palazzo Santo Stefano, il servizio di Luca Ingegneri. Non è davvero un periodo fortunato per il presidente della provincia. Tra l'imminente fallimento dell'ATP e l'eterna crisi della giunta di Palazzo Santo Stefano, Lamberto Toscani non può certo dormire sonni tranquilli. L'ora del Redde Razionem pare comunque vicina. Nella seduta consigliare di ieri pomeriggio il PDS ha tolto il sostegno tecnico al monocolore democristiano varato in luglio, accelerando di fatto la soluzione dell'attuale impasse amministrativo. In casa Scudo Crociata si sta consumando la stagione dei lunghi coltelli ed anche la leadership di Toscani, nonostante i buoni uffici del segretario Masiero, viene messa in discussione. L'intransigenza dei Verdi in materia di urbanistica e beni ambientali è foriera di oscuri presagi. La Quercia difende a spada tratta i potenziali alleati e si fa interprete dell'ennesima mediazione. O si chiuderà entro 2 o 3 giorni al massimo, oppure l'ormai prossima scadenza del bilancio spalancherebbe le porte del commissariamento. Abbiamo proposto una soluzione che ci pare possa salvare questo tipo di situazione di stallo e che può assicurare alle tre forze una giunta che si proietti nei prossimi 2 anni a disposizione. Credo che siano molto più importanti le cose da fare che attestarsi su posizioni eccessivamente di principio.